io sono Laura Hidalgo, sono argentina ma di origine veneta, vengo in rappresentazione del Comitato delle Associazioni Venete dell'Argentina per questo meeting dei giovani veneti oriundi veneti e adesso sono stata scelta la coordinatrice del comitato. Quindi ho un ruolo adesso un incarico molto più importante e l'idea è quella di portare avanti le discussioni dei giovani e di farci sentire e di diventare, cioè quello che siamo, una bella risorsa per i nostri popoli. Una bella risorsa che crea anche attività, cultura in Argentina. Vuoi raccontarci qualcosa? Sì, certo. In Argentina siamo in tanti veneti, anche gli italiani, e adesso quello che va molto di moda in Argentina è fare lo spritz. Quindi abbiamo creato un tempo fa l'Accademia dello Spritz e facciamo queste attività così per incoraggiare la gente a fare lo spritz, a imparare a farlo, a berlo, fare pure delle foto così le condividiamo, quindi una roba così. Quindi non solo la cultura, la tradizione, ma anche un po' i giovani, la condivisione anche sui social network, la pubblicità e la voglia di sentirsi uniti, quindi alla la propria regione d'origine. Certo, certo, sì, certamente, è quello che ci fa essere veneti, insomma. E come nuovo incarico, il ruolo del coordinamento dei giovani veneti e oriundi veneti. Cosa vuoi raccontarci? Un commento su queste prime 2 giornate di lavoro? Allora, sono stati molto impegnativi, però alla volta molto interessanti perché trovi gente da tutto il mondo, tutti che hanno un bisogno diverso, ma comunque che ha dietro questa storia di essere veneto e comunque continuare ad essere veneto. Allora, quello che abbiamo parlato noi è di fare più visibilità alle cose che piacciono ai giovani di cui abbiamo bisogno.